Allora, Vicepresidente, emerge sempre il problema della filiera. La filiera che cos'è questa filiera? Per quel che ne sa lei, perché tanti ci chiedono, leggiamo un messaggio: mi sono formato al Duca degli Abruzzi e lavoro all'interno dell'azienda agricola della mia famiglia che esiste da generazioni ed è importante iniziare a ragionare in termini più futuristici e innovativi, altrimenti questo settore non sarà più competitivo. Franco Dai Colli. Prego. Il tema della filiera è un tema molto delicato e molto importante, è un tema che andrebbe approfondito in maniera dettagliata per quello che rappresenta. Perché? Perché il tema della filiera penalizza sempre principalmente due figure: quella del produttore, che non è mai in grado di sapere anzitempo quali sono i costi della sua azienda, perché rischia di arrivare a fine produzione che ha i costi aumentati, quello del consumatore. Il consumatore che si trova ad avere un prodotto il più delle volte che anche aumenta in maniera considerevole di prezzo senza ragioni alla base che possono sostenere, che possono anche giustificare questi aumenti dei prezzi. È vero che i costi in agricoltura molto spesso anche dal consumatore non vengono capiti. È più facile comprendere qual è il costo dell'energia elettrica per mantenere un'industria ed è più difficile capire quali sono i costi dell'energia elettrica per un'azienda agricola. E invece i costi dell'energia elettrica per un'azienda agricola sono notevoli. Pensate che un animale, un bovino, e qui il Presidente potrà correggermi se sbaglio, supera il consumo di 100 litri di acqua al giorno, e quindi è un consumo che è enorme, soprattutto in acqua potabile, e quindi è un consumo che è notevole, che è importante, e che pensiamo sotto a questo consumo quali costi ci sono per garantire questo consumo di acqua al bovino. Poi, per non entrare nel tema dei consumi delle aziende nella produzione dei campi e nella manodopera, perché anche la manodopera è una manodopera che è molto difficile da gestire, perché è una manodopera che è stagionale il più delle volte, è una manodopera che ha dei picchi molto elevati in determinati momenti dell'anno, sì, e in altri momenti va a morire, nonostante la nostra sia comunque una produzione agricola nel nostro territorio della provincia di Padova, che è abbastanza coperta tutto l'anno. È arrivato un messaggio rivolto a lei, Vicepresidente, lo leggiamo un secondo, dopo passiamo appunto al Presidente CIA. Un saluto al dottor Gottardo, che è sempre presente agli eventi, manifestazioni in provincia. Grazie. Grazie. Questa soddisfazione. Cosa ne pensa? Perché in altri paesi non è così rilevante il gap di filiera, non è così lunga la filiera. È legato al fatto che le nostre aziende, come si chiacchierava fuori onda, mancano dei finanziamenti, mancano delle disponibilità economiche per poter far da sé determinati passaggi. Qual è il problema di queste filiere così complesse e costose che ha il nostro Paese? Allora, il tema della filiera è un tema estremamente complicato, nel senso che noi abbiamo da un lato dei contratti che in qualche modo penalizzano il produttore primario. Ricordiamoci che la produzione è una produzione a scadenza, per cui noi abbiamo un elemento che è un prodotto che deve essere consegnato alla GDO entro alcuni tempi e che deve essere messo, ovviamente deve arrivare al consumatore finale, ed è un prodotto deperibile per definizione. In questo passaggio qua sta tutta la delicatezza della garanzia del prodotto, del prezzo del prodotto al produttore, perché è chiaro che nel momento in cui venisse ritardato l'acquisto, quel prodotto dovrebbe essere venduto, altrimenti ci sarebbe la perdita totale della produzione. Questo è il primo elemento che va tenuto presente quando noi parliamo di filiera per quanto riguarda i prodotti primari. L'altro elemento è ovviamente quello della possibilità di fare cartello, passatemi il termine, tra i produttori in maniera da vedere determinato correttamente il proprio prezzo, in una situazione di commercio internazionale di prodotti.
Cosa vuol dire questo? Che può succedere che costi meno acquistare per la GDO, acquistare un prodotto agricolo dal Sud America, Centro America, dall'Africa, che non acquistarlo nel territorio vicino nel quale viene prodotto. Anche dalla Spagna, anche dalla stessa Europa. Anche dalla Spagna, però sì. L'elemento che vorrei porre era quello che si accennava prima, cioè la questione del costo del lavoro. Cioè il costo del lavoro è determinante e il costo dell'energia. Di cui accennava il Vicepresidente. Sono i due elementi ovviamente determinanti rispetto al costo di produzione, al costo finale di produzione, per il quale noi viviamo nel paese dove viviamo, dove ci sono delle necessità di stipendi di un certo livello, che non sono le stesse che in Africa, che in Centro America, che in Sud America, dove ci sono delle garanzie correttamente che devono essere date, che sono diverse di quello del Sud America e Centro America, però viviamo in un mondo nel quale la globalizzazione permette ovviamente lo scambio internazionale. Allora, come noi facciamo a intervenire sulla garanzia del prezzo del prodotto primario a chi produce nel territorio all'interno di un'economia globale senza andare a sanzionare per evidenti ripercussioni che si potrebbero dare in altre economie, non per forza quelle agricole, ed è tutto lì che si va a giocare poi le richieste che facciamo anche noi rispetto al costo del lavoro. Andare a incidere sulla questione del costo del lavoro per le aziende agricole è fondamentale. Se noi vogliamo il biologico viene fatto attraverso il costo del lavoro, cioè è possibile la meccanizzazione, ma torniamo al discorso della grandezza delle nostre aziende agricole. Il robot che ti lavora i campi e che va a togliere le erbacce sarà possibile sicuramente, ma bisogna fare in un'azienda che ha certe estensioni, che ha certe possibilità economiche e quant'altro. Noi come sistema produttivo provinciale possiamo arrivare a questo? Sì, alcune aziende potranno sicuramente farlo, altre non possono subire però e quindi essere costrette a chiudere perché si ritrovano in una situazione di difficoltà rispetto al costo della manodopera, che non vuol dire ridurre i diritti dei lavoratori o le giuste, come dire, aspirazioni dei lavoratori, ma vuol dire trovare la corretta formula che permette da un lato di avere i lavoratori quando servono, anche ad integrazione salariale di altri lavori, per esempio, penso alla vendemmia, penso alle raccolte, e nello stesso tempo però non andare a pesare troppo su quello che è l'economia aziendale e in ultima istanza anche sul consumatore. Nel caso della GDO invece il tema è un attimo diverso e appunto riguarda i commerci internazionali e lì è una tematica più delicata, più complessa, che riguarda diversi fattori, insomma, e non solo e non esclusivamente il comparto agricolo. Assolutamente, siamo in chiusura. Vicepresidente, cosa può dire un po' a chiosa di tutto quanto per il discorso relativamente al discorso delle valorizzazioni? Sono sufficientemente valorizzate, tenute in conto le nostre DOP, le nostre specialità a livello territoriale, padovano anziché veneto, nazionale, oppure c'è ancora qualcosa da fare, che si può fare? Allora, siamo sulla giusta strada, la nostra provincia è, come abbiamo detto, un territorio che è vocato alla qualità dei prodotti e i consumatori, abbiamo detto, sono sempre più attenti e sempre più curiosi e desiderosi di essere informati e di sapere da dove arriva il prodotto. E tutelati? E tutelati, assolutamente sì. Io mi sento di dire sì perché la nostra è una agricoltura di qualità, è un'agricoltura che soffre perché per mantenere un determinato target ci sono ovviamente investimenti da fare, c'è tanto lavoro da fare, per cui è un'agricoltura che soffre, ma devo dire che però reggiamo il colpo con assolutamente a testa alta e c'è sempre più desiderio da parte del consumatore di conoscere, c'è sempre più volontà da parte degli imprenditori agricoli di essere all'altezza delle aspettative del consumatore. La nostra quindi è un territorio fiorente da questo punto di vista, è un territorio che potrà anche avere in futuro fare ulteriori passi in avanti. Gli investimenti che le istituzioni fanno insieme all'associazione di categoria e insieme agli stakeholders più appunto attivi sul territorio è quello di ovviamente investire per un futuro che sia ancora più robusto
nel campo dell'agricoltura e dei suoi prodotti. Assolutamente, io la ringrazio, siamo giunti al termine, non abbiamo parlato di sostenibilità che è un altro punto di forza molto importante, anche qui ci attiene moltissimo, ma anche lì si aprirà magari dei capitoli a sé stanti perché bisogna spiegare anche a tutti quanti noi cosa significa in agricoltura sostenibile, la fattibilità di questo e quali versanti poi si possono aprire. Sarà molto interessante magari discuterne in proseguo di tempo, perché no? Allora, grazie Presidente di essere stati qui con noi, Luca Trivellato, Vincenzo Gottardo, grazie a voi telespettatori di aver partecipato, continuate a scriverci naturalmente le mail, rivedete in replica la puntata, restate sul canale 19, buon proseguimento, ci vediamo domani, grazie.